Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati in un nuovo video del Spetaccio Mercato Batman Napoletano. In questo video andremo a fare il pre-partita di Udinese-Napoli che si giocherà alle 15 di oggi. Si potrà vedere solo su DAZN, sì. In questo, vabbè, lo sapete come rifaccio le partite io, vi dico il risultato finale, però vabbè, già ve lo dico sempre nei pronostici, però vabbè, io vi dico la probabile formazione sia del Napoli che della squadra avversaria, in questo caso è l'Udinese, e, e poi vi dirò come la interpreterei io la partita. Allora, partiamo subito dal risultato. Allora, secondo me finisce 0-2 Napoli. Gol di Oliund e McTominay. Poi andiamo a parlare della formazione. Allora, il Napoli scenderà in campo. La formazione la sto prendendo da fantacalcio.it. Allora, Milinkovic Savic a porta. Buongiorno, Rachmani, Beukema, Oliveira, McTominay, Elmas, Di Lorenzo. Poi Oliund come punta, Neres e Langa, che risulta in ballottaggio con Matteo Politano. Però secondo me io in questo momento metterei Langa perché sta facendo molto ma molto bene. Poi ci dovrebbe essere anche un altro ballottaggio tra Spinazzola e Olivera. Però in questa partita io andrei a mettere Olivera perché è diciamo quel giocatore che ti aiuta molto nella fase offensiva e invece che un Spinazzola che ti aiuta molto di più nella fase offensiva. Poi la formazione dell'Udinese è 3-5-1-1, invece quello del Napoli era 3-4-3. Vabbè, porta Okoye, difesa Soletta, Christensen, Bertola, Rui Modesto, Piotrowski, Karistrom e Kellenkamp, Zanoli, Zaniolo e Davis in attacco. E allora io, che poi Christensen risulta anche in ballottaggio con Miller, secondo me la partita sarà molto intensa, sarà molto intensa, sarà difficile vincere contro quelli dell'Udinese. È sempre stato difficile. Mi ricordo, non so se vi ricordate, quel Napoli Udinese, se non sbaglio, che l'anno del quarto scudetto, che diciamo pareggiammo, perché era tipo quel periodo dove il Napoli faceva solo pareggi, una cosa del genere. Il primo pareggio fu a Roma-Napoli. Roma-Napoli, sì, Roma-Napoli tipo febbraio, una cosa del genere, perché il periodo dei pareggi del Napoli andò da febbraio a metà marzo, tipo un mese e mezzo, quasi due, di mesi di pareggi. Vabbè, poi vabbè, abbiamo vinto lo scudetto, non ci lamentiamo. Vabbè, ve l'ho detto, la partita sarà molto difficile dal lato Napoli, però io in questo momento, con le assenze all'Udinese, vedo il Napoli molto più in alto, tra virgolette, molto più favorito per la vittoria. Poi dobbiamo dire che, tra l'altro, c'è anche la partita dell'ex, perché Lucca è un ex giocatore, cioè è stato acquistato dall'Udinese, quindi
No, questo, cioè, se è una partita dell'ex, però che non sarà titolare. Penso che verrà messo tipo all'85esimo, 80-85esimo, una cosa del genere. Vabbè, poi io dico che vince il Napoli. Perché? Perché in attacco diciamo che l'Udinese è molto assente. Perché? Perché il Napoli, cioè l'Udinese, scusate, ha venduto Lucca, ha venduto come ci sta un altro attaccante, Taoen se non mi sbaglio si chiama, Taoen, non mi ricordo precisamente il nome. Però ehm, vabbè, e ha venduto questi due attaccanti che nell'Udinese hanno fatto bene, hanno sempre fatto bene. Quindi diciamo, secondo me, no, doveva rimanere, cioè rimanere all'Udinese, minimo uno di questi due attaccanti. Però vabbè, io tifo Napoli, sono contento di come sta andando il Napoli, tranne per la partita contro il Benfica, in queste ultime partite. Vabbè. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, ciao!